Hoy estamos viajando en el tren histórico. La prima estación que se detiene es a Cremona. Camminata, piccola escursione al Sacrario Tedesco col camion, poi mediante transfer in corriera andremo sul Monte Prat dove faremo il pranzo a buffet e quindi vedremo la parte legata alla rievocazione storica con il gruppo dei Grigiomedi. E ci presentiamo come guide, le vostre guide di oggi. A esta zona donde era un campo de batalla en la Primera Guerra Mundial. Acá estamos viendo el fiume Tagliamento que separa a dos regiones, que es Pinzano. Ahora estamos en Pinzano. Este panteón estuvo construido en 1939 con la idea de sepelir a todos los caídos en la guerra, durante la guerra. Non solo da questa parte, ma anche ha avuto l'attacco della seconda guerra mondiale, il bombardamento, e anche è stato fortificato alla fine della seconda guerra mondiale. Negli anni 50, quando c'era il rischio che la Jugoslavia di Tito avanzasse fino alla linea del tagliamento. C'è stato un periodo di pericolo proprio tangibile, quindi avevano fortificato di nuovo tutta la linea di tagliamento e anche dopo le zone della carne, le vende del carne, il luogo di storia e altre zone della macchina che sono sotto, dove c'era
grazie. Perché Ecco. lo facciamo volentieri, viviamo qui per Perché belle ti recensioni, ma se non riusciamo. molto È soddisfatti. stato veramente molto grazioso, come dice la mia amica, graziosissimo. Proprio Molto, bella. molto